Con l'accusa di tentata estorsione nei confronti di un imprenditore, la DIA di Agrigento ha arrestato ieri 2 uomini. Si tratta di Antonio Massimino, 48 anni, e Liborio Militello, 49 anni. I fermi sono stati disposti dal procuratore aggiunto di Palermo, Maurizio Scalia, che ha coordinato l'indagine con i PM Claudio Camilleri e Alessio Sinatra. I 2 uomini sono accusati di 3 tentativi di estorsione aggravata ai danni di un imprenditore edile agrigentino impegnato nella realizzazione di una palazzina in città. In particolare gli episodi estorsivi si sono concretizzati in richieste di denaro in assunzioni di personale, sono avvenuti presso il cantiere edile e gli uffici dell'impresa interessata attraverso il metodo mafioso. Massimino era stato tratto in arresto in territorio belga già il 13 gennaio 99, in quanto raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal CIP del Tribunale di Palermo su richiesta di quella direzione distrettuale antimafia nell'ambito della cosiddetta operazione Akragas, che aveva consentito tra l'altro di individuare i responsabili di ben 22 omicidi, un tentato omicidio e un sequestro di persona. L'arresto del Massimino è scaturito dalle dichiarazioni rese dal collaboratore empedocrino Alfonso Falsone, il quale affermava che lo stesso fosse persona vicina alla famiglia di Cosa Nostra di Agrigento Villa Seta. Massimino era stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione per associazione mafiosa, poi confermata in appello il 26 giugno del 2002. La Corte di Appello di Palermo, ritenendo socialmente pericoloso, lo aveva sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di 2 anni. Con l'ordinanza del 26 marzo 2003, l'ufficio sorveglianza del Tribunale di Milano, dichiarandolo socialmente pericoloso, gli aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di 2 anni. L'11 luglio 2005 Massimino è stato tratto in arresto, unitamente alle altre persone, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'ufficio GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito dell'operazione San Calogero. Con sentenza emessa successivamente in data 19 aprile 2007, il GUP del Tribunale di Palermo, nel processo celebrato con rito abbreviato, ha condannato Massimino alla pena di 15 anni di reclusione per avere fatto parte, in qualità di promotore e organizzatore di un'associazione diretta al traffico di stupefacenti, di aver fatto parte delle famiglie mafiose operanti ad Agrigento. L'articolazione dell'associazione è denominata Cosa Nostra. Massimino è attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale DPS. L'altro arrestato, Militello, è una figura nota negli ambienti delinquenziali agrigentini. È risultato essere un vidatissimo sodale di Antonio Massimino, dal quale ha ricevuto sistematicamente gli ordini che ha portato regolarmente a compimento, dicono gli inquirenti. Nel gennaio del 2001 venne condannato per tentata estorsione. Nell'occasione aveva posto in essere atti persecutori, facendo anche ricorso a minacce, violenze al fine di estorcere denaro a un funzionario sindacale, arrivando a chiedergli anche la corresponsione mensile di 5 milioni per la durata complessiva di 3 mesi. Annovera anche precedenti e pregiudizi penali per oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, per porto abusivo di armi, resistenza e violenza. I fermati, dopo le formalità di rito, sono stati portati presso la casa circondariale di Agrigento. Intanto filtrano le prime indiscrezioni sull'arresto di Antonio Massimino, che stava tentando di scappare, lasciare Agrigento e andare all'estero, probabilmente in Germania insieme alla famiglia. Massimino stava tentando di vendere tutto ciò che era nella sua disponibilità. Lo stesso infatti era titolare di un'attività commerciale di bevande.